siciliano ha poche certezze. Una di queste è il cibo. Noi siciliani siamo affamati da intere generazioni. Lo stomaco del siciliano è progettato per contenere così tanto cibo che se un suo amico decide di offrirgli la cena, deve prima aspettare che la banca gli approvi il mutuo. Una volta dissi a mia madre: «Pronto, mamma? Senti, oggi voglio mangiare leggero, solo verdura». Mi preparò broccoli in pastella, parmigiano di melenzane, peperoni ripieni. E verdura. Il siciliano, insomma, non conosce mezze misure e quando si avvicina l'ora di pranzo la fame diventa una vera e propria emergenza sociale. Pronto? Sto spinnando dalla fame! Voce del verbo spinnare, che probabilmente si riferisce a un dolore fisico simile a quello che prova la gallina quando la stanno spennando. Senti! Mi sbummicò una fame incredibile! La sbummicata è una specie di Big Bang che si verifica all'interno dello stomaco del siciliano quando rimane per troppo tempo senza cibo. Bastano anche 2 ore. Se non mangio subito, mi viene uno stinnicchio! Lo stinnicchio è uno svenimento a causa della fame. Guarda che la fame mi sta facendo acido! In questa fase c'è in atto una vera e propria ribellione dei succhi gastrici siculi per l'assenza ingiustificata di cibo, che alle 13:40 potrebbe sfociare addirittura in episodi di cannibalismo. Io me mangiasse pure a tia! Finalmente il sicuro si siederà a tavola, ma attenzione, perché se per caso si dovesse trovare sul piatto una porzione tipo MasterChef, cioè una spruzzatina di cibo all'interno di un piatto enorme, il siciliano guarderebbe in faccia Gordon Ramsay e gli direbbe: «Oh, MasterChef, questa che cos'è? L'assaggio! Buona, Ci può calare!» E dopo avere finalmente placato il suo atavico desiderio di cibo, il siciliano si alzerà da tavola con un dubbio. E stasera che mangiamo? Minchia, mi è venuta fame per davvero.